Ben ritrovati dalla redazione. Restano gravi anche se stazionarie le condizioni di salute del 57enne monfalconese Sandro Marizza, che è stato urtato dalla portiera di una vettura rovinando prepotentemente sull'asfalto mentre in sella la sua bicicletta lungo l'ultimo tratto di via Matteotti. Si stava approssimando all'incrocio con viale San Marco e via Fratelli Roselli a Monfalcone. Per l'uomo ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Catinara a Trieste viene mantenuta la prognosi riservata in ragione del grave trauma cranico riportato a seguito della caduta insieme ad una lesione al volto, un quadro clinico delicato e complesso che rende prematura ogni previsione circa lo sviluppo della situazione. La stazione di Sappada, con 10 tecnici insieme alla Guardia di Finanza e all'Eli Soccorso regionale, è intervenuta nel pomeriggio di ieri circa sullo scenario di un incidente sul lavoro nel bosco della Digola. Qui, durante un'operazione di spostamento con la teleferica di alcuni tronchi, che ha perso la vita un boscaiolo di nazionalità romena nato nel 1984. L'uomo è stato travolto da un tronco che è rimbalzato durante la traslazione con la teleferica. Inutili tentativi di rianimazione dell'equipe dell'elisoccorso di Pieve di Cadore. San Vito a Trieste torna nel mirino dei ladri. Il complesso condominiale dei civici 22, 24 e 26 di via Belpoggio si è ritrovato con una spiacevole sorpresa. Le porte di 3 appartamenti sono state cosparse di filamenti di colla, un metodo che Trieste, come tante altre città, ha purtroppo imparato a riconoscere, serve ai criminali per individuare dove entrare e rubare. Funziona così: se i filamenti vengono spezzati significa che la porta è stata aperta e quindi i residenti entrano ed escono da casa. Se invece i fili restano intatti per qualche giorno, vuol dire che chi abita è via e i malviventi si sentono liberi di agire. È scomparsa dalla sua abitazione nel rione di San Giovanni a Trieste Anna Caterina Rinaldi, nata il 2 maggio del 1948 a Monte Sant'Angelo in provincia di Foggia, è svanita nel nulla. La famiglia ha sporto denuncia di allontanamento alla Polizia di Stato. La donna non ha con sé i documenti né il telefono cellulare. Al momento della scomparsa indossava una giacca di colore blu, pantaloni scuri e camicia bianca. Potrebbe essere in stato confusionale. Si richiede la massima collaborazione. Chi avesse informazioni utili o la vedesse è pregato di contattare il 112. Le previsioni meteorologiche: oggi al mattino cielo poco nuvoloso, poi cielo variabile con possibili rovesci e temporali sparsi, a iniziare dalla zona montana e in successivo spostamento verso la pianura e la costa in serata. Venti a regime di brezza, temperature minime in pianura fra 6 e 9 gradi, le massime fra 20 e 23. Sulla costa minime fra 10 e 13, le massime fra 18 e 21 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. È tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.